Questa notte era mezzanotte e mezza, ho sentito ragliare l'asino maschio che ho e siccome era un raglio si sentiva che era infastidito, mi sono alzata e sono andata a vedere insieme a mio nipote che ha tirato qualche petardo per fortuna, perché lì ho sentito proprio che qualche animale è scappato. È accaduto di nuovo e stavolta a 100 metri dall'abitazione di Paola Dal Farra. Siamo alle Ronce, a poca distanza dall'Alpe del Nevegalli, in comune di Belluno. Qui da una ventina di giorni è scattata l'allerta perché il lupo si è rifatto vivo e deve sfamarsi. E ho trovato una delle asine, sì, abbiamo fatto il giro del recinto e ho trovato una delle asine che stava morendo, insomma era appena stata predata, ecco. E di là a 10 minuti è morta e così è rimasta, insomma gli altri due sono riusciti a tirarli in stalla. L'asina è morta e a nulla sono valsi i tentativi di salvare l'animale perché pur chiamato il veterinario non è arrivato. È una quindicina di giorni che sono tornati. Già l'anno scorso, era il 25 di aprile, mi hanno predato un'altra asina. E anche l'anno scorso avevano fatto il giro qua nei paraggi, insomma. E quest'anno adesso saranno 20 giorni che sono tornati nella zona e stanno colpendo ancora. Impossibile difendersi a meno che per difesa non si intenda tenere rigorosamente gli animali in stalla. Abbiamo visto che diversi non fanno paura né le scosse perché saltano più alti, e se no sarebbe a fare i recinti quelli alti proprio, quelli da 3-4 metri, non lo so neanche io, però lì diventa un prezzo da paura e oltretutto insomma difendersi io non so neanche io proprio come si può fare adesso. Paola ha deciso di prendere gli asini per tenere ordinato il suo terreno. Fortunatamente per la sua asina predata sarà possibile fare richiesta di risarcimento. Stai cercando di rimanere in un posto scomodo, stai cercando di tenere pulito, di sistemare, e aiuti non ce ne sono perché non è che abbiamo un'azienda agricola o così, lo fai appunto perché ci tieni al territorio e questo invece è proprio una beffa.